Buongiorno a tutti ragazzi, quindi notizie per oggi 15 febbraio 2020, quindi l'ho scritto in inglese perché purtroppo qui non si riesce a fare una notizia che subito ci bloccano, quindi proviamo con un titolo diciamo in lingua di tanto un po' di inglese penso che lo mastichino tutti, quindi sapete cosa significa questo titolo. In effetti ragazzi, diciamo che il coronavirus sta peggiorando, quindi diciamo che sono morti addirittura i medici che stavano curando le persone in Cina, quindi diciamo che le notizie non sono tanto buone, quindi un morto in Francia e il primo decesso fuori dall'Asia, quindi in effetti le notizie non sono davvero proprio buone buone, quindi diciamo che sta camminando molto pesantemente. In Cina aumentano le vittime e muoiono i primi medici, quindi diciamo la notizia è di stamattina, quindi è aggiornata a poco fa. 6 membri del personale sanitario cinese sono morti a seguito di un'infezione da coronavirus. In totale il bilancio delle persone decedute sale più o meno a 1400, anche se sappiamo benissimamente che non sia così. Quindi la Casa Bianca si lamenta sulla scarsa trasparenza della Cina sui dati del virus. Altre 5 persone sono in attesa del risultato del test nell'ospedale romano. Stamattina è arrivato Nicolò in Italia, il 17enne bloccato a Wuhan. Quindi in effetti 3 nuovi casi a Hong Kong, totale contagi 56. Quindi diciamo che davvero qua non si capisce più nulla. Quindi coronavirus, morto turista in Francia, quindi di poco fa questa notizia qui, quindi ragazzi le cose stanno davvero proprio male. Quindi hanno detto addirittura che ci sta un caso in Africa, quindi un coronavirus. L'Egitto annuncia un caso di contagio, il primo in Africa. Ciao! Quindi si tratta di un cinese che era arrivato da Wuhan. Quindi ragazzi, diciamo che le cose stanno proprio male male male. Quindi coronavirus, dimessi 20 turisti cinesi dallo Spallanzane. La nave da crociera, la psicosi da coronavirus. Quindi 5 paesi. Sì, si sta facendo proprio un casino esagerato. Coronavirus, guarito il super diffusore inglese che aveva contagiato 11 persone. Medici one senza tute, costretti a pannolone, proprio, cose proprio pazzesche ragazzi, quindi non so come andrà a finire, ma io non la vedo tanto bene sta cosa, eh. Purtroppo dicono che noi facciamo un po' di allarmismo e cose, però oramai qua si è perso, non dico il controllo, ma quasi ragazzi si è perso il controllo. Non so dove arriveremo, non lo voglio neanche sapere, quindi diciamo che questi qua non lo so. Purtroppo devono vedere che cosa devono fare perché si deve risolvere la situazione. Cioè io capisco tutto, però non possiamo morire tutto il mondo, quindi qualcosa devono fare i ministri. Fa bene Trump ad accusare i cinesi che devono dire la verità. È vero che c'è stato sempre questo astio tra cinesi e russi e americani, però qua si tratta della salute pubblica di tutto il mondo, quindi voglio dire io, qua le cose devono essere dette chiare e dirette, quindi senza nascondere nulla, perché già l'avevano fatto col virus inizialmente che stava in giro e nessuno l'aveva detto. Un'equipe di Shanghai isola il ceppo, quindi i cercatori di Shanghai hanno annunciato di aver isolato e identificato con successo il ceppo del nuovo coronavirus. Sì, ma il vaccino comunque diciamo che non ci sta. Restano fuori Australia oltre 100.000 studenti cinesi che hanno un visto australiano, quindi diciamo Italia Task Force quarantene procedono regolarmente. Quindi ragazzi diciamo che
Scenario peggiore, il PIL Cina sotto del 5%. Questi hanno questi guai e si mettono a pensare il PIL e i soldi, non lo so. Cioè, invece di pensare alle persone che stanno morendo, qua si pensa il PIL si è abbassato, non stiamo guadagnando, non stiamo facendo. Cioè, pensano alla borsa come va. Cioè, è cosa di pazzi proprio. Quindi, coronavirus, l'ospedale a Wuhan, vite in quarantena, confinati in casa, creativi per sconfiggere la noia. Wuhan è deserta, guerra al coronavirus. Quindi, ragazzi, diciamo che le notizie sono tutte quante più o meno le stesse. Quindi cercano come sempre di negare tutto, quindi lo sappiamo bene, quindi non ci sta da rallegrarci, ma qua i problemi sono tanti, quindi si sta dilagando, sì, questa è la parola esatta forse, quindi a macchia d'olio proprio, quindi non si ferma, è inarrestabile e ancora non hanno trovato il metodo come bloccare tutto e tutti, quindi io, se fossi io, isolerei tutti quanti, quindi in effetti purtroppo tutti quelli contagiati dovrebbero andare in un luogo e rimanere lì il più possibile con un'equipe specializzato. Se arriva in Africa, ragazzi, è la fine. Lì non ci sta proprio nulla. Quindi, se per puro caso riesce a prendere potere in Africa, stiamo proprio messi male. Chi li ferma a quelli poi? Pensate che lì in Africa non ci sta nulla di tecnologia. Allora, in Cina, che sono diciamo, hanno i migliori cose, diciamo, la migliore tecnologia, si definiscono migliori di tutti e non stanno riuscendo a fare nulla con sto coronavirus. Figuriamoci se colpisce l'Africa che non ci sta neanche letto, non l'ospedale, perché l'ospedale già è troppo, quindi non ci sono neanche i letti, mascherine, non ci sta nulla, zero. Quindi non oso pensare se per puro caso colpisse l'Africa, che succede qua. Quindi immaginate quante persone arrivano da lì, arrivano in Italia, in Germania, in ovunque, un casino, un macello. Quindi speriamo che si trova qualche soluzione perché sennò ragazzi qua, secondo me, quella di sterminare tutta la popolazione ci riescono. Non dico tutti, però un buon 60-70% ci riescono se continua così. Non a livello locale ma a livello mondiale. Quindi hanno sempre detto che eravamo troppi, hanno trovato la giusta cura, come la chiamo io. Quindi possono censurare pure quest'altro video, non me ne importa proprio. Tanto dirò sempre la verità, quindi potete anche non monetizzarlo, fate che cosa volete voi, a me non importa, ho messo il titolo in inglese, potete tradurlo, però la verità ditela sempre, quindi indipendentemente da come sia brutta o bella, la verità è sempre bella. Ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti, quindi purtroppo le cose non stanno bene, il virus avanza e fa paura, la verità come sempre ci viene nascosta, quindi sinceramente non lo so come andrà a finire, quindi ciao Dennis, vabbè vi auguro buona giornata ragazzi e ci sentiamo dopo, ciao, buon appetito.